Un appuntamento che non dovete assolutamente perdere, ingresso gratuito, lunedì 19 maggio, Teatro Moderno di Mascalucia per la prima edizione del Penalty Award. Si premieranno i migliori giocatori del campionato di eccellenza, promozione e di prima categoria. E avremo modo comunque di parlare di qui sino a giorno 19. E adesso salutiamo i nostri due nuovi ospiti che ci hanno raggiunto in questa ultima mezz'ora della nostra trasmissione. Abbiamo l'organizzatore del torneo Match Talent, Ciccio Caruso. Ciao Ciccio. Buonasera, grazie. Intenditore di calcio dilettantistico tra l'altro, Sì, anche grazie. perché nel tuo torneo molti giovani dei campionati dilettantistici vengono hanno a voglia di trovarci. divertirsi. Sì. E poi abbiamo anche il titolare, uno dei responsabili del centro sportivo La Bola di Catania, anzi di Mister Bianco, per essere più esatti, ovvero Fabrizio Bruno. Ciao Fabrizio, buonasera, ben trovato anche buonasera. a te, complimenti per la struttura, ho avuto modo di vederla la scorsa settimana, credo che siete in questo momento all'avanguardia, il fatto che poi il Match Talent si disputerà là è un connubio vincente, dico bene Ciccio? Sicuramente sì, anche perché hanno una struttura all'avanguardia, una delle strutture dove mi possono aiutare tantissimo. Certo, chiaro, è logico. E salutiamo in postazione il nostro Alessio Patti, tra poco parliamo di prima categoria. Ciao Alessio, ben Ciao trovato. Ettore, buonasera a tutti i nostri Allora, telespettatori. subito i risultati senza schermata dei gironi che non trattiamo invece con la schermata. Parliamo del Girone B, girone C, girone D e girone H. Ecco, di dacci prima un categoria. sunto veloce così capiamo bene come sta andando l'andazzo in quei 4 gironi che abbiamo seguito un po' marginalmente quest'anno qui a Penalty. Sì, esatto. Allora, nel girone B è l'8-3 fra Prizzi, Casteltermini e Siculiana. C'era il big match tra Casteltermini e Prizzi in casa del Casteltermini e vince il Prizzi per 1-0. Ne approfitta la Siculiana che va a -2 dalla coppia e quindi è vera e propria l'8-3. Nelle prossime giornate comunque gli impegni per le tre capoliste non sono semplici perché affrontano squadre di alta classifica per giunta nei loro campi che in prima categoria non sono mai semplici da affrontare. Dietro per quanto riguarda il discorso play-out 6 squadre in 3 punti, appunto per evitare i play-out. Il Bivona invece ultimo in classifica, ormai attardato, deve recuperare 4 punti nelle ultime 2 gare, quindi ha un piede nella fossa. Per quanto riguarda il girone C, vince la Stefanese 2-0 in trasferta sullo Sfarandina e rimane a +1 sul Mistretta, quindi queste due squadre si giocano il primato nelle prossime 2 gare. Per cercare appunto il salto di categoria. Saluta invece la prima categoria il Longi, retrocesso. Da qui anche in questo girone si registra una vera e propria bagarre per evitare i play-out. Nel girone D invece è festa per il Merì, che appunto sale in promozione grazie al pari tra le mura amiche contro il Promende. Per i play-out nulla di deciso, con 6 squadre in 4 punti, solo l'Aquila raggiunge la matematica certezza di disputare l'anno prossimo il campionato di prima categoria. E per quanto riguarda il girone H, il girone dominato dal Gela che è ormai in promozione già da 2 settimane, corona quindi un campionato dominato. Dietro troppo il distacco fra la quintultima e la penultima, quindi sono solo Junior Ramacca a 17 punti, Nuccio a 15 e Radusa a 14 a giocarsi l'ultimo posto per rimanere in prima categoria. Benissimo, quindi abbiamo avuto un quadro di 4 gironi per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Adesso andremo con le schermate così abbiamo un chiaro obiettivo con gli altri di prima categoria. Parliamo del girone A, 11ª giornata di ritorno, guardiamo i risultati e poi abbiamo sempre il commento di Alessio Di Mauro. Città Isole delle Femmine, Bonagia Sant'Andrea 0-0, Bolognetta Campobello 2-1, Equipe Comprensorio Palermo, Città di Casteldaccia 4-2, Borgata Terrenove Don Orione 3-0, Iatina Pro Monreale Ezio Roma 1-3, Bagheria Sparta Palermo 0-3, Riposa Partini Caudace. La Borgata Terrenove è matematicamente in promozione, parola non ad Alessio Di Mauro che salutiamo perché è stato un nostro collaboratore sino allo scorso anno, ma Alessio Patti. Alessio. Allora, perché se
prima parlavamo del Merì e del Gela che festeggiano la promozione. Possiamo far vedere anche nel frattempo la schermata della classifica, perché il Borgata Terrenove ha 6 punti di vantaggio sull'equipe comprensorio Palermo in virtù degli scontri diretti, festeggia il salto di categoria grazie al 3-0 contro il Donorione. Al secondo posto appunto l'equipe sfrutta il turno di riposo del Partinico Audace per portarsi a +4 e quindi mettere in cassaforte questo secondo posto che permette di giocare gli scontri promozione in casa. Nella lotta per evitare i play-out, belle vittorie per Sparta Palermo ed Ezio Roma negli scontri diretti contro Bagheria e Iatina. Comunque i giochi, come si può ben vedere, sono ancora aperti, mentre il Bonagia Sant'Andrea ormai a 6 punti nelle ultime 2 gare, ancora la differenza reti non condanna matematicamente il fanalino di coda, però basta ormai un punto per il Donorione e il Monreale per condannare la squadra ormai ultima in classifica. Perfetto, una battuta con Filippo. Borgata Terrenove comunque una squadra matura, perché ci sono parecchi nomi importanti del calcio siciliano, anche un po' avanti con l'età, no? Su tutti i barraco. Sì. È un girone che è molto distante da noi, per cui non è che uno lo segue. Marginalmente però la presenza le di cronache Nino, ci portano questo. La presenza di Nino Baracco con il Terranove era risaputo e sicuramente tra l'altro Borgata una Terranove è proprio un centro piccolissimo subito dopo Marsala, tra Marsala e Trapani, è proprio una borgata vera e propria e ci sorprende insomma l'investimento che hanno fatto per portare questa squadra addirittura adesso in promozione. ma magari forse in questo momento, come puoi ben vedere, i centri grossi sono quelli che hanno quelli piccoli hanno più fame anche. Sì. Bene, adesso il girone E, così avremo modo anche di parlare in modo diretto del Real Santa Venerina. Sentiamo i risultati e poi il commento anche di Alessio. Robur Aci Bonaccorsi 4-0. Aci Sant'Antonio Calatabbiano 2-1. Lineri Mister Bianco Città di Aci Catena 4-3. Milo Messina Sud 2-0. Ionica Real Santa Venerina 2-0. Desport Gaggi Russo Sebastiano 2-0. Trecastagni Sporting Club Giardini 2-0. Anche in questo girone abbiamo la classica vittoria definitiva, nel senso che il Trecastagni con questa vittoria per 2-0 nei confronti dello Sport Club Giardini raggiunge matematicamente il campionato di promozione. Un complimenti grandissimo alla squadra catanese, perché insomma è stata sicuramente attrezzata per vincere alla grande questo girone. Sì, esatto. Sentiamo Alessio. Abbiamo parlato di un Trecastagni che si avvicina magari a un semiprofessionismo con allenamenti pomeridiani, il salto di categoria è meritato, ma comunque già programmato dall'inizio della stagione. Non è di certo un risultato inaspettato. Non è una sorpresa. Assolutamente, in virtù anche del fatto che il Calatabbiano cade ad Aci Sant'Antonio nello scontro diretto fra terza e seconda, che di fatto appunto riapre i giochi per il secondo posto, appunto utile a giocare i playoff in casa. Giornata strana perché tutte vittorie casalinghe, nessun pareggio, che di fatto chiudono i giochi per i play-out e a questo punto, come potremo ora discutere col nostro ospite, il Santa Venerina e l'Ineri Mister Bianco hanno nelle proprie mani il destino di Messina Sud e Giardini. Se la prossima giornata l'Ineri e Real Santa Venerina otterranno i 3 punti, manderanno in seconda categoria Messina Sud e Giardini. È un buon auspicio, Filippo, sentiamo un po' la tua. Certo, poi bisogna ancora giocarsela la partita, no? Ascolta, purtroppo il destino nostro è dell'Ineri Mister Bianco, che ci incontreremo l'ultima giornata, è proprio nelle nostre mani, ma anche nelle mani degli altri, perché il gioco dei risultati a volte delle altre squadre, perché ci sono squadre che non hanno più niente da dire al campionato. Esatto. E quindi giocano con una mentalità molto più lenta. Io ho incontrato sabato lo Ionica, sì, che è una squadra per me fortissima, che era una delle squadre candidate a vincere il campionato. Ieri era una squadra che non doveva dire più niente e si sono impegnati alla morte. Però fa piacere, no? Voglio dire. Sì, però con l'augurio che anche nelle con le altre prossime partite sia
come poi diceva Alessio, sicuramente il Trecastagni non c'entra niente con questa categoria, Esatto. per giocatori che ha. Ma voglio parlare della tua squadra. Dimmi. Che facciamo? La salviamo anche quest'anno? Perché tu insomma sei ormai abituato a soffrire, però poi alla fine porti a compimento il progetto. Però sono un po' stanco di mi soffrire. immagino. Onestamente, guarda, noi stiamo facendo grossissimi sacrifici perché ci ritroviamo io da solo con Col gruppo? con il presidente Giovanni Trovato, il suo figlio Marco. Poi non c'è più niente, ma niente. Chiaramente l'amministrazione è abbondantemente fuori anzi, da tutto. Anzi, la dobbiamo ringraziare perché ci dà il campo per allenarci, ma non abbiamo, a parte un ragazzino, gente locale, per cui sono tutti persone che vengono da Catania, per cui le difficoltà Certo. a raggiungerci per gli allenamenti, ci alleniamo Sono poco e considerevoli. male, e allora i risultati d'altronde sono... Con chi giocate la settimana prossima? Con la ACI Sant'Antonio. E vabbè dai, la Sant'Antonio indubbiamente La deve prima fare ca- punti importanti perché sono punti pesanti in Esatto, ma la prospettiva prima categoria playoff. vede sempre le squadre di bassa classifica Guarda, ottenere... io non mi illudo completamente perché noi l'andata siamo stati alla squadra e abbiamo battuto 1-0 in E casa. quindi voglio dire- No, ma la forza della Certo. CI Sant'Antonio ci sta, noi non siamo... Ma tu non sei uno che molla così No, io facilmente. non mollo, sicuramente quando sarò in campo io e i miei giocatori infatti. non è che porgeremo l'altra guardia, Certo. però siccome il calcio lo conosco da tanti anni non posso nascondermi del dito Da e intendi- pensare È vero. il nostro handicap di poterlo È vero. risolvere Senti, in una settimana. Ciccio Caruso, come vedi questo duello fra Calatabbiano e Aci Sant'Antonio per cercare di raggiungere indubbiamente il campionato di promozione? Sono state due squadre molto attrezzate, soprattutto il Calatabbiano un po' sorpreso, però poi guardando la lista giocatori capiamo bene che c'è insomma un bel gruppo di persone, voglio dire, che hanno fatto esperienza. Tu come Ma vedi? Io credo che la CI Sant'Antonio ha qualcosina in più rispetto al... Quindi lo vedi più avvantaggiato. Molto di più, anche perché ha anche un bel campo dove poter Certo. giocare. Però sono sotto in questo momento, sono sotto di un punto, il Il Calatabbiano calcio, gioca... il calcio è strano e bello per questo. E questo è anche vero, questo è anche vero. Nello scontro diretto oggi ha parlato a sorriso alla C Sant'Antonio, È non è vero. un dato da sottovalutare. È vero. Fabrizio, Aci Sant'Antonio che comunque, voglio dire, ha fatto un campionato un po' particolare, all'inizio un po' non con continuità, soltanto da un paio di settimane ha preso fiato e coraggio e adesso si trova indubbiamente a un punto dal Calatabbiano. Tu come vedi in questo caso il duello, chi vedi avvantaggiato? Sicuramente chi sta avanti, quindi la Sant'Antonio in questo caso, però come diceva il mister è una partita che si potrà giocare, è una tripla insomma. Una tripla, poi è un punto interrogativo, Sì. anche e soprattutto perché ci giocano loro, quindi Appunto. insomma, vogliamo essere ottimisti Infatti. anche in questo. Sono no? forti. Sì. Guarda, io dico, all'andata noi abbiamo vinto la CI Sant'Antonio. E quindi voglio dire, dai. però abbiamo vinto... Non me ne vogliono gli amici di ACI Sant'Antonio, eh. Guarda, io sono anche che con Lucio Tosto c'è... Certo. però noi Salvo giochiamo per Castorina, fare la direttore nostra sportivo. partita, Certo. però onestamente i valori noi non ci... Però Tra ce la sette giocheremo. giorni sapremo come è andata a Ce finire. la giocheremo sicuramente. Bene, adesso parliamo dell'11ª giornata di ritorno del girone F, anche questo un girone abbastanza ingarbugliato, città di Catania, città di Valverde, città di Randazzo, anche se orientativamente credo che ormai la classifica finale sia quasi del tutto delineata. Guardiamo i risultati insieme. Città di Mascalucia, Belpasso 2-3. Gravina Calcio, Città di Maletto 1-1. Città di Catania, Città di Randazzo 1-1. Real Adrano, Cometa Biancavilla 0-3. Real Città di Paternò, Città di Valverde 1-2. Tre Mestieri Etneo, NBI Mister Bianco 1-2. Ciclope Bronte, San Giovanni La Punta 4-1. Vittoria importante per quanto riguarda la squadra della città di Valverde, non ne approfitta per continuare a stare in scia il città di Catania, fermato da uno scontro importante contro il città di Randazzo. Alessio, come vedi questo girone? Ettore, hai ben detto precedentemente, i giochi sembrano delineati perché oggi era la giornata di Città di Catania e Città di Randazzo. Il Città di Catania non vince, incappa nel secondo
pareggio consecutivo, il Valverde non fallisce il match point, va a +3 e in virtù della partita della gara da recuperare, Sì. Contro il Belpasso. contro il Belpasso, in caso di vittoria sarebbero 6 punti di vantaggio e quindi 6 punti nelle ultime 2 giornate Quasi matematicamente. è quasi matematica. È stata però una giornata dove il Città di Catania forse ha proprio mollato. Sì, ma già la scorsa settimana con lo stesso punteggio 1-1 ha fallito un'altra opportunità. Con questi 4 punti in più sarebbe stato un punto di vantaggio sul Valverde. Il discorso cambiava. Sempre tenendo presente che il Città di Valverde deve recuperare una partita. gara. Filippo, Città di Valverde che comunque, voglio dire, super attrezzati anche loro, nulla da dire, voglio dire. Anche il Città di Catania ha fatto una grandissima campagna acquisti. Il Città di Randazzo che sino all'ultimo ha cercato Sono veramente 3 squadre attrezzatissime, anche perché la squadra del Città di Randazzo ha quasi l'organico che aveva l'anno scorso in promozione, c'è Pedrullo che c'è lui, ma il Città di Valverde e il Città di Catania hanno dei nomi, io ne conosco qualcuno per averli avuti anch'io e so delle loro qualità. Ma È un gruppo vincente tra l'altro, da un paio di anni. A questo punto comunque, come diceva Alessio, il Città di Valverde mi sa che ormai è andata. Speriamo che il Città di Catania però i playoff li faccia. Ecco, perché questo fatto, Ciccio, voglio sentire anche il tuo parere, perché un paio di settimane fa abbiamo avuto il presidente Pinazzo del Città di Catania che qui ha detto: se vado a fare i playoff non mi presento perché io voglio vincerlo sul campo direttamente. Probabilmente Ha creato un po' di trambusto questa dichiarazione. sono delle cose che magari si dicono per radio o infatti, a caldo. forse, probabilmente. Poi io mi auguro che cambi idea, infatti. anche Perché se la giocherà, no? se li sono conquistati. È per vero, cui- è vero. Ciccio, tu che ne pensi? Ma io conosco bene l'ambiente di entrambe le società perché l'anno scorso varie vicende eravamo insieme. Sì? Il Valverde, grazie al direttore che c'hanno, ha fatto un'ottima soluzione, un ottimo campionato. Il Città di Catania, per quanto mi riguarda, io la vedo molto familiare perché i direttori sono amici miei, hanno avuto un po' di delusione. E quindi questo fatto un po' Questo fatto sì, allentato. esattamente, secondo me hanno qualche malumore all'interno dello spogliatoio, un qualcosa del genere, perché elementi troppo importanti. Non si può pensare che nella parte finale si molla così facilmente. Ma guarda Ettore, il calcio è tutto uno spogliatoio. Lo spogliatoio è la parte fondamentale per partire su una stagione calcistica. È vero, è vero, è vero. Fabrizio, in questo girone, mettiamo che il Città di Valverde vince il girone, anche se ancora la matematica chiaramente lascia tutto aperto, se dovesse vincere questo girone andrebbero ai playoff, abbiamo detto, il Città di Catania e il Città di Randazzo. Chi vedi favorito? Io credo per i nomi il Città di Catania, perché appunto ha un Se si organico, presenta. se si dovesse presentare credo potrebbe avere la meglio. Potrebbe avere la meglio. Va bene. Ok, e a questo punto chiudiamo con il girone G, dove è ancora tutto aperto per quanto riguarda la prima posizione. Il girone più equilibrato. È il girone più equilibrato. Vediamo un po' i risultati di questo girone G, 11ª giornata. Frigentini, Belvedere 0-2. Carlentini, Floridia 2-1. Città di Augusta, Marina di Ragusa 0-3. Atletico Scicli, Megara Augusta 1-1. Ellenica, New Pozzallo 0-3. Città di Canicattini, New Team Ragusa 1-0. Atletico Militello, Sporting Eubea 1-4. Vincono entrambe le due squadre che stanno lottando per vincere questo girone G del campionato di prima categoria. Vince il Belvedere fuori casa a Frigentini e vince soprattutto il Marina di Ragusa, facile comunque, contro un dimesso Città di Augusta. Il commento di Alessio: sì, è un gioco a due. Sì, esatto, vincono senza troppi patemi entrambe, appunto il Belvedere 2-0 con il Frigentini, il Marina di Ragusa 3-0 contro il fanalino di coda Città di Augusta. E una lotta a due che troverà la soluzione probabilmente nell'ultima giornata, a meno che di un clamoroso tonfo del Marina di Ragusa nella prossima gara. Vincono anche Eubea e New Pozzallo, lontani ormai da un discorso primo posto, ma comunque ormai in corsa per i playoff, mentre rallenta il Megara che a 9 punti dal Marina di Ragusa rischia di essere estromesso dai playoff dopo il bel campionato disputato.
Nella parte bassa della classifica il Carlentini fa un gran bel passo in avanti battendo in casa per 2-1 il tranquillo Floridia, mentre tutte le altre perdono. Bene, prima di parlare di un torneo di calcio a 7 che si disputerà presso il centro sportivo La Bola, tra poco sapremo un po' tutti i dettagli con Ciccio Caruso e con Fabrizio Bruno, diamo subito lettura della giornata di calcio a 5 che si è disputata, la 28esima giornata, abbiamo i risultati, poi il commento sempre come al solito dettagliato di Alessio. Città di Leonforte, Virtus Termini 5-1. Ennese, Futsal Peloro Messina 10-5. Futsal Catania, Arcobaleno Ispica 2-3. Arbor Sporting Club, Azzurri Futsal Palermo 5-5. Juventus Gaetano Scirea, Mabonat 3-0. MM Futsal Club, Mascalucia 2-2. Progela Nissa Futsal 4-4, Real Calcio Dilettantistica Regalbuto 1-2. In questa giornata soltanto l'Arcobaleno Ispica riesce a rosicchiare qualche punto alla squadra battistrada di questo girone C1 di calcio a 5. Arcobaleno Ispica che adesso è a quota 59, in testa abbiamo sempre la squadra palermitana degli Azzurri Futsal. Guardiamo la classifica con la schermata e la subito visualizziamo, eccola Sì, qui, Ettore, e il commento di Alessio. oggi è la giornata dei pareggi, delle prime 6 vince solo l'Ispica, 3-2 fuori casa contro il Futsal Catania, tra l'altro con il gol decisivo del proprio estremo difensore Invincibile, che è comunque un giocatore che ha grande familiarità col gol a dispetto della propria posizione in campo. Era la giornata anche dei due scontri diretti, Arbor Azzurri finita 5-5 e Progela Nissa finita 4-4. Alla luce di appunto di queste X nulla è deciso, anzi l'Ispica rientra in un discorso promozione. Vedremo nelle prossime gare dove tutte e tre le squadre giocheranno in casa, Palermo contro il Leonforte, la Nissa contro l'Ennese e l'Ispica contro l'MM, che ha la gara appunto più difficile. Chi la spunterà potrebbe anche arrivare, perché no, una matematica certezza della promozione per gli Azzurri Palermo. Dietro è ormai quasi chiuso il discorso per i play-out, perché Regalbuto, Scirea e Leonforte raggiungono la matematica certezza della salvezza, mentre il Mascalucia deve solo pareggiare la prossima gara in casa. Basta un punto contro appunto la Juventus Gaetano Scirea per staccare matematicamente Futsal Peloro Messina ed Ennese. Un giudizio, come è stato il campionato del Mascalucia Calcio 5, che si chiama in modo particolare perché è la squadra catanese che più ci interessa? Se devo dare un voto, Ettore, do un 6. Un una 6. sufficienza. Poteva fare di più? Molto di più. Però problemi tecnici o problemi un po' organizzativi? Tanta sfortuna in campo, partite perse negli ultimi minuti, però una squadra con quell'organico forse deve anche gestire le gare in maniera diversa. Un plauso comunque all'intera dirigenza, anche all'allenatore e all'organico neopromossa, stesso per una neopromossa che fa fa 40 punti, ancora mancano 2 giornate. Non buttiamo tutto giù dalla torre. No, assolutamente, però si poteva fare qualcosa. Si poteva fare di più. Bene, allora si può fare di più a Santa Venerina per la prossima stagione? Non lo sappiamo. Filippo? No, più di tanto non si può fare, quindi sperare di salvare la categoria e poi magari... Sì, per salvare la categoria, poi vediamo se ci sarà qualcuno che vuole continuare questo progetto Santa Venerina. Pensi di mollare? Sì, sicuramente io lo posso... Cambierai? Sì, cambierà. Cambierà, allora abbiamo già qualche allenatore che si sposta dalla panchina per la prossima stagione. Progetto interessante quello che si presenta? Sì, però per adesso... Ci vogliono gli sponsor però. No, ma... Innanzitutto l'ufficialità prima. L'ufficialità ancora non è finito il campionato, non si può dare. Assolutamente. Ci vogliono anche delle persone che amano il calcio, che hanno voglia di mettersi in gioco. E in quella zona in questo momento non credo che ce ne siano molte, quindi si soffre. Attenzione, non si soffre soltanto nella zona di Santa Venerina, ma in genere in tutte le categorie, in tutte le province, in tutte le zone. Sicuramente io mi dove si permetto pratica di dirlo, calcio. Perché è il 4º anno che sono a Santa Venerina. E infatti per questo mi sorprende il fatto che tu stai dichiarando che probabilmente questa sarà l'ultima stagione. Sì, per me sicuramente. Benissimo, allora comunque intanto un in bocca al lupo per la settimana prossima.
Allora, ho anticipato un paio di minuti fa l'iniziativa che sorgerà all'interno di una struttura interessantissima della provincia catanese a Mister Bianco, parliamo del centro sportivo La Bola. L'iniziativa riguarda un torneo che è giunto alla sua seconda edizione, Sì. è il torneo Match Talent. Intanto perché questo nome? Nel senso che speri di trovare qualche talento che poi insomma viene visionato anche in qualche categoria importante dilettantistica? Allora, il nome già Match Talent, ti spiego un po' com'è nata questa situazione. È tramite mio fratello e alcuni collaboratori che un giorno abbiamo deciso di creare questa situazione. Abbiamo creato una piccola realtà dove viviamo il calcio in maniera diversa dai professionisti. Noi usciamo soldi per divertirci. E quindi questa è una cosa interessante. Sì, molto è rara interessante. soprattutto. Infatti, abbiamo creato, grazie a dei straordinari collaboratori, Certo, perché ci tutto da me mancherebbe. non può nascere. Abbiamo creato una piccola realtà che dovrebbe far ridere un po' Catania e soprattutto la nostra mediocrità calcistica, anche se tra virgolette sono arrivati alcuni giocatori importanti durante la stagione. Beh, valuta che adesso in prospettiva del torneo estivo, come tutti ben sanno, molti giocatori chiaramente non giocando nei Esattamente. campionati di appartenenza si buttano a capofitto nei tornei estivi. Infatti stiamo provvedendo un po' al tutto, perché io attualmente sono in una struttura ottima, però purtroppo per motivi di spazio, perché talmente abbiamo richieste di iscrizioni. Parli del secondo torneo? Del secondo torneo Pesce. ci sta portando a cambiare struttura. Nel senso cambiare un'altra ulteriore struttura oltre a quella della Bola. Esattamente, o perlomeno, no, assolutamente, sto portando il totale progetto al centro La Bola perché è un centro straordinario. È vero. Mi permette soprattutto di poter fare il mio lavoro per come piace fare a me. Quindi abbiamo una massima raffinatezza sui minimi particolari. Campi di ultima generazione, Campi che insomma di ai ultima giocatori generazione. dilettantistici di una certa qualità fa piacere. Esattamente, infatti io mi trovavo in alcuna situazione molto particolare dove vedevo giocare il professionista No? Sì? e aveva le piccole lacune nel campo. ovviamente. E qui ho dovuto fare la mia scelta e andarmene. Tra poco ci darai tutti i riferimenti per potersi Con molto insomma, in un piacere. certo senso informare riguardo a questa inaugurazione prossima del secondo torneo Match Talent. Volevo parlare con Fabrizio, struttura abbiamo detto innovativa, ultima generazione. Quando parliamo di ultima generazione parliamo di, se non sbaglio, della settima o della sesta generazione, quindi qualità che poi diventa fondamentale per la qualità stessa del torneo che in questo caso sta organizzando Ciccio Caruso con voi, ma per voi che avete anche larghe vedute in prospettiva anche di una scuola calcio. Sicuramente, appunto abbiamo questi due campi, una a 5 e una a 7, con Manterboso di ultimissima generazione, che garantisce una certa qualità sia in prospettiva di questi tornei, sia in prospettiva di una scuola calcio che avvierà la propria stagione settembre 2014. Certo. Appunto con Ciccio abbiamo avviato questo progetto del Match Talent estivo che partirà a quanto pare a metà aprile. Sì. Metà aprile. Oltre questo, appunto come dicevo, nella prossima stagione avremo, oltre che una scuola calcio, avremo anche una squadra di calcio a 5 di C2 che si allenerà da noi e farà le proprie partite casalinghe sempre presso la nostra struttura. Ecco, sottolineiamo anche una cosa importante che spesso e volentieri viene un po' trascurata in alcuni centri sportivi, tutto il discorso riguardante i servizi, che sono di essenziale importanza. Intanto la pulizia, e su questo penso che insomma tutti mi potete confermare se avete visto la struttura, è di primaria importanza, certo. E voi insomma siete straordinari sotto questo punto di vista, ma il servizio anche di un buon posteggio, di un impianto di illuminazione, io l'ho visto acceso, veramente straordinario, mai visto un impianto di illuminazione così come quello della Bola, complimenti. Appunto abbiamo un ampio parcheggio interno
che ti dà quella garanzia, insomma. Attenzione, sottolineiamo che non sto facendo nessuna televendita, No. però voglio sottolineare, diciamo, l'aspetto tecnico di questa struttura che per Catania, voglio dire, è sempre una cosa positiva, no? Certo, appunto abbiamo un'illuminazione sia nel campo a 5 che nel campo a 7 che, come dicevi tu, è un'ottima È illuminazione. un'ottima illuminazione. Allora, il torneo Talent Match Match Talent, nome difficile? sì, no, vabbè, è tutta questione di memoria. Io insomma con la memoria sono avanti con l'età, quindi voglio dire. Torneo che partirà, come ha detto giustamente anche Fabrizio, intorno alla metà di aprile. Ufficialmente Riferimenti per mettersi in contatto con voi il e chiedere contatto informazioni? è telefonare, ovviamente. Allora ti spiego subito che prima di tutto non abbiamo più possibilità di inserire. Ecco, questa è una cosa Ed è già una cosa incredibile. incredibile. Già chiuse l'iscrizione. Sì, io domani ho la finalissima, dove mi aspetto tantissima gente, e poi subito partire il grande progetto alla Bola, dove già abbiamo un pacchetto qualsiasi già informazione chiuso. diamolo un riferimento, Allora, anche se già da quello che sto capendo siete il già contatto sold out. in questo momento siamo propriamente chiusi. Il progetto è di far camminare una situazione molto particolare insieme alla Bola. Il contatto telefonico unico è quello mio, Lo ricordiamo, organizzatore, 349 50 21 366, e sono l'unica persona che si occupa del torneo Match Quindi Talent. riferimento unico, Riferimento Ciccio Caruso. unico, sì. Benissimo. Avete anche una pagina su Facebook? Abbiamo un sito internet www.match-talent.com e la nostra pagina ufficiale è Match Talent su Facebook, dove sono sempre aggiornati con Certo. video, pagelle. Bene. E questo è quello che piace a noi giocatori. È vero, è vero. Allora noi ti auguriamo buon lavoro, perché da quello che mi stai dicendo, insomma, sarà un torneo intensissimo Abbastanza. e strapieno di squadre. Mi stai Sì. dicendo addirittura che sono quasi già chiuse le Oggi iscrizioni. siamo intorno a 42 e quindi squadre. insomma sarà veramente un mega Purtroppo torneo non abbiamo estivo. altri campi dove poter fare questa Vabbè, non potete situazione. lasciare la bola, voglio dire. Ma assolutamente no. Benissimo, allora un in bocca al lupo a Ciccio Caruso Crepi. e il suo torneo Match Talent, un saluto anche a Fabrizio Bruno, uno dei responsabili del centro sportivo La Bola, ancora complimenti, ma ricordiamo di nuovo l'indirizzo, Mister Bianco? Via dell'Atleta numero 4, zona Poggiocupo, Mister Bianco. Perfetto, raggiungibilissimo. Il sogno di vedere i campi di calcio con quell'erba sintetica è un sogno, penso, forse impossibile. Voi a Santa Verenina come stavate messi quest'anno? Inizialmente eravamo proprio disastrati, poi con la buona volontà dell'amministrazione è stata qualcosina, però Ma il futuro è l'erba sintetica, è il sintetico, non c'è nulla da fare, soprattutto in questi campi dove purtroppo le insomma, amministrazioni in questo momento hanno altri pensieri. Di nuovo un saluto al nostro Filippo Villauro, grazie per essere stato grazie presente a qui a voi. Penalty. Grazie. Salutiamo Alessio Patti e non Alessio Di Mauro, con lui naturalmente il punto della situazione del campionato di prima categoria del calcio a 5 anche la prossima settimana. Esatto Ettore, un saluto a te e una buona settimana a tutti i nostri telespettatori. E salutiamo anche Giulia Bonaccorsi, che è stata la seconda penaltina presente oggi nella nostra trasmissione. Con lei chiaramente ci rivedremo la prossima settimana. Grazie Ettore, saluto te e tutti i telespettatori che ci seguono sempre, grazie. E so che tra l'altro stanno preparando delle cose particolari per il Penalty Award insieme all'altra penaltina, Federica Di Benedetto. Vi Non diamo stupiremo. troppo anteprime. Per adesso vi possiamo soltanto dire che Penalty termina qui, ci rivedremo la prossima settimana come al solito in diretta a partire dalle 19:30 sul canale 215 del digitale terrestre di Sesta Rete. Siamo in replica anche domenica sera a partire dalle 23 e il lunedì mattina, seguita moltissimo questa replica del lunedì mattina alle 8:30. Arrivederci a tutti, appuntamento alla prossima settimana.